Questa vaina è stata con Giudu della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Zagattauso in Casteddu è in uno dei luoghi più belli di questa città, su bastioni di Saint-Rémy. A dove fabbricai è stato su primo visurrei di Sisula, su baroni vallavicino di Saint-Rémy, che è stato proprio incaricato su 1720 dei vari partisi dei Savoia che viano diventati i surresi della Sardegna, pighendi su luogo dei surresi spagnoli. Questo Filippo Vallavicino de Saint-Rémy vi ha stato primo uno generale del re Vittorio Amedeo II durante la guerra di successione spagnola e il suo da recompensare di ha fatto proprio capo dell'isola in su 1720. Arrivavo in noi su visurrei a pigliare subito incarico di tornare a fare tutte le fortificazioni di questa città di De Casteddu e in pratica fendi de uno due bastioni che ci viano anticamente, che viano su bastione del Susperoni e su bastione del Sazecca, ha fatto uno bastione scetti che de issa pigliava proprio su nomini de Saint-Rémy. A posti che su bastioni ha perdio sa funzione militare cosa sua, a sa metà di Ottocento, si vi ha pensato di indivai un luogo per su spazio dei casteddaios. Ma questa idea, che vi ha stata già dell'architetto Gaetano Gimma, ha potuto essere realizzata a metà tempo dopo, durante l'amministrazione di Ottoni Baccaredda, e su progetto è stato fatto da due architetti, uno si narada Fulgenzio Setti e l'altro si narada Giuseppe Costa. Questi due hanno progettato una scalera monumentale posta a fare de unioni tra i quartieri di Marina e di Villanova con i quartieri di Casteddesuso. E a è stata realizzata tra su 1896 e su 1912 sa passillata coperta e su luogo a un disagattauso che si narada Terrazza Umberto I. Su nomini del suo luogo è un nau benedi dessa baronia che via sa baronia de gusto visurrei Pallavicino. Sa baronia de Saint-Rémy. Saint-Rémy est una bidigedda che s'agatta da canta de Aosta a sa facci de Salacana con sa Svizzera. Saint-Rémy, o Santo Remigio in sardo, è su santo bruso importanti de dotto sa Francia. Dunaranta infatti s'apostolo de sa Francia, poitta via stetio issu che ia convertiu a su primo un re de sa Francia, su re e franco che si narada Glodoveu. Sa notti de Nadali de su 496 è stato fatto su battiare de gusto un re. Su re Glodoveu fia figlio de uno principe franco che si narada Chilpericco. Questo Chilpericco fia da uno comandante militare de una banda de Gustus Francus che viene da una popolazione barbarica germanica
e si viada alleau con i Romanus contra de i Visigottus. Su generali romano che ha donato incarico a Chilpericco de collaborare con issu contro i Visigottus si narrata Egidio, via su conti Egidio. E proprio de uno santo che si narrata Egidio e di un altro santo che si narrata Anania, che funti stetius marturiaus in Orgosolo, andaus a questionare in questa nuova puntata de Sardigna Sagrada. Commenti e tutto ha fatto Santo Remigio, custos dus santos puro, funti stetius dus santos che si funti impegnaus po converti sa popolazione barbarica dessa Sardigna interna. Commenti isso si viata impegnau po converti sa popolazione barbarica dessa Francia. Sagattauso in su bastioni, noi accanto c'esti sa biblioteca universitaria de Casteddu, a undi in mezzo ai tanti altrus librus sagattata uno dei librus che questiona proprio dessa storia del su scoprimento dei reliquias de Gustus Santus che esti acontessia in su 1632 e su disegno più antico che rappresenta proprio sa losa de mramori agattata a pizzo dessa tumba. Andauso a scoperri impari. In sa biblioteca universitaria de Casteddu, che sta ricca de prus de mezzo milione di libros, cindi funti in medasa de prus preziaus po sa storia antica de sa Sardigna. Uno dei gustus è su Triunfo de los Santos del Reino de Sardegna, scritto de Dionisio Bonfant, che veda uno dei gustus che ha fatto isi scavos po gattare reliquia dei santos in su 1600. In tra i stanti capitulus de gustu libro c'è cussu che su dedicata de San Egidio Bispo e San Anania Martir. Ai paginas 441-442 del suo libro Cosa Sua. E su narada, arregoda proprio questo fatto, narada in sanno 300, quindi in sanno 300 dessa storia cristiana, durante una crudeli persecuzioni, mentre Custus Santus vianta predichendi in sa parte di Orgosolo, anta ricciu su martirio dei barbaricinos, che non si volianta convertire a su cristianesimo. Ai cinara su Bonfant, ligendi, si iscrizioni che stetti agattata su 26 de settembre dell'anno 1632 in Sagresia, che è posta proprio in susatto de Orgosolo e ancora esistiti, dedicata ai Gustus Santus. Su Bonfant potta da proprio una riproduzione fatta tipograficamente de gusti iscrizioni, ma non è proprio meda precisa questa riproduzione, meda proprio preciso in questo, è uno collega Cosa Sua poteunai, Juan Francisco Carmona, un altro dei gustus che ha fatto in ricerca sapo i santus o i reliquias in su 1600, che in un manoscritto Cosa Sua che sa lassau, le alabanzas de los santos de Sardegna, che porta sa data del su 1631, ma isso a Sighio a doi traballai, po' medas annos ancora, isso proprio si torrada sa riproduzione perfetta fatta a disegno di queste iscrizioni che ancora sagattata in Orgosolo, in Sagresia de Santo Pedro de Orgosolo. Ma itanara da queste iscrizioni. Pigendi su Bonfante, che è gusto che dati studiata a mellus dei Sattros, su iscrizioni naradaici, est scritta in latino. Ic iacet beatus martir Ananias, comite aric, vixit annis plus minus quadraginta, qui eviti die 11 iuni, et beatus martir Egidius episcopus, vixit sexaginta, sottintendio annos, requievit in pace die 9 iuli, anno 300, et hic depositi fuerunt.
Attura su dubbio de gustu comite aric. Altro studioso appusti de su Bonfant anti ligio gustu aric commenti aricie intendendi che gustu via da unu gonti chi comandava in sabatti de Arizzu, quindi via da uno dei gustus comandantis militaris che l'esercito romano è apposto a comandare in sabatti montana de Sardegna, tenendo po' basi sabida de Arizzu. Apposti de sul ritrovamento, il reliquias dei gustus santus funtistettias prazias in duas partisi. Una a metadi è staturata in guni in Orgosolo e ancora sagattata e de usabiri in sagrese antica de Santu Pedru e s'altra a metadi invece è stata portata in Casteddu e depositata in sa cattedrale de sa città di Casteddu in su santuario dei martirisi e poi subito andauso ad agattai. Zeus torrauso in su santuario dei martirisi de sa cattedrale de Casteddu e assentrata agattauso sa statua che già eubiu a Tarottasa de s'arcivescovo Don Francisco de Schivel. Poi ti donauso attenzione gustotta, po' castiai in manuso, momenti si podibiri, su vescovo pottada 5 aneddoso in manuso, commenti mai, non è po' bellesa. Poita i vescovos non po' tanta is aneddus po' bellesa. S'aneddu dei vescovos è s'aneddu de su sponsorio chi issus antivattu con sa diocesi cosa sua. E commenti mai su vescovo di botta 5. Poita storicamente a partire del su 400 a s'arcidiocesi de Casteddu funtistettias unias atras diocesi prus pitticcas. A comenzare de gussa de Suelli, e poi a seguire de gussa de Galtellii, poi venne sa diocesi de Dolia e a Savini sa diocesi de Iglesias. Quindi il su via vescovus de 5 diocesi in su proprio tempus. In sa diocesi de Galtellii, sagattata, commenti parrocchia Orgosolo. E po gustu cantanta gattau il reliquias dei santus Anania e Egidio in su 1632, antiprazio gustus ossus, commenti un tesoro de grandu prezio, e antivoltau sa metadi no in Casteddu e s'altra metadi estettia lassata a undi estettia agattata, mandau sapiri sabatti allogata in Casteddu. E è così noi su tesoro prezioso, il reliquias dei santus Anania su Conti e Egidio su Vescovo. Funti sa metadi dei ossus che apposti de esistetius scopertus in su 1632 funti stetius prazius a metadi e donauso uno a sa cattedrale de Casteddu e s'altro, s'altra metadi, lassauso in Gunisi, in Orgosolo, a un divuntistettius agattauso. Orgosolo chi da regodauso, in cussus tempus via patti des arcidiocesi de Casteddu. Ancora esistinti in Orgosolo s'altra metadi dei reliquias dei gustus santus e s'agresia in susattu a un divuntistettias agattadas e andauso ad ascicai. Su viaggio de Sardegna Sagrada è l'ompiu vinzas a Orgosolo, sa capitale desso Sopramonti, che conta da indideoi 4.000 abitanti. In s'antichidadi sa cosa non fia da icci, Orgosolo via da un luogo de grande poveresa e custa pottau, meda vottasa, su popolo a s'arrebellai. De gusto e nasce sa fama de Orgosolo come luogo de bandidus e de gente arrebellata. Ma in Orgosolo ci via meda de pruso. Ci via puru una grande fama de santidadi. Orgosolo è infatti famata sia in malu che in bono.
Ita scieuso dessa storia antica de questo luogo, scieuso chi è stato abitato vinzas adesso neolitico, in su territorio d'Orgosolo ci vunti brus de 40 domus de Ianasa e a terettantis ci vunti nuragisi, una quarantina. Pago cosa invece zesta gattata finzas a oi del su periodo unico e del su periodo romano. Commenti mai se obegnoso in Orgosolo, pogistionai dei santuso Anania e Gidio. In sa lingua sarda de noi sinanta Naniu e Ziliu. Custos fianta missionarios cristianos chi, secondo sa tradizione, antivotau vois primus su nomini de Gesù Cristo in custas terras. Ma commenti mai che in noi in età romana non ci via nuda funti benius custus missionarios vo evangelizzai. Sa cosa si spiega da poitta in noi, pagus chilometrus accanta, ci via da sa stazione dessa strada romana che si narà Sorabile, sa strada romana per Mediterranea che accappiata e permettia da de andai de su sud a su nord dessa Sardegna e in maniera particolare a Conca a Olbia. Questo spiegata e dona sa giustificazione storica per questa presenza dei missionarios cristianos in quest'epoca aici antica. Mandaso a conosci mellos gustus missionarios Anania e Egidio e andau proprio in su luogo a undi funti allogadas satra metadi dei reliquias aghigiai e ubiu in su santuario dei Martiris de sa cattedrale de Casteddu. Seuso in s'antica gresia parrocchiale de Santo Pedro Apostolo in Orgosolo. Questa gresia è documentata finzas de sa metadi de su 1300 e s'esistenza di questa gresia è pure su documento più antico de s'esistenza de sa bidda. De questo momento in poi sempre questa gresia è stata guidata, è stata ammaniata e esistia da doncas in su 1600 quando in s'anno 32, 1632, funt stati asportadas in noi in reliquias dei santos Anania e Egidio agattatas in sa gresia de Campagna. Commenti da Biesu in di deoi, sa gresia è stata adotta ristrutturata a sa metà del su 1800, ma bondisciri de Bruso, sia de sa gresia che dei reliquias, andaus a agattai un ospiti d'eccezioni. Tengo su grande piacere di essere ospiti di Alessandro Cupeddu. Benvenuto Mauro Orgosolo. Bene agattao e grazie. Alessandro Cupeddu è uno studente dei beni culturali in sa Università di Casteddu e è sempre stato appassionato di storia. In questa veste, in s'archivio della diocesi di Nuoro, poco tempo fa ha fatto una scoperta di grande importo, un documento. Itanara questo documento, Alessandro? Questo documento è del 1777 e è un resoconto della visita pastorale di Monsignor Del Becchi, vescovo di Casteddu, a Orgosolo a suo tempo apparteneva alla diocesi di Casteddu, e si sta narrata appunto a issu ordinata di apergere in salese di Santo Pedro, in maniera particolare in sa cappella dedicata a Santissima Trinidade, due sparettes.
appunto in questa parete in dove vai da questa urnar de marmaru, e si viene Iepuru, sono stata a taso un urnar galuprusu antiasa, e sono appunto in interno sono stata a taso due zacchettor de sei da Ruvia, in su zillu de Monsignor de Achena. Monsignor Ambrosio Macin de Achena, Don Ambrosio Macin de Achena, che via sarciobispo de Casteddu e subvescovo de sa diocesi di Unia de Galtellì, che via sa diocesi de Orgosolo in cussus tempus. Monsignor de Achena è stato Gussu che ha fatto fabbricare in Casteddu sa cappella de Santo Sadurrino in su santuario dei Martiris, a un dieu biu is bassorilievos de mramori con is figuras dei santus Anania e Egidio che vunti gemellas de gustas chi bieus in noi. Doncasa is proprios artistas a picca parderisi che antivatto is bassorilievos chi ci vunti in Casteddu, antivatto is bassorilievos chi vunti stetius portaus in noi in Orgosolo, poi signalai su logo des interro dei reliquias, adessa metà di dei reliquias che vunti atturadas a noi in bidda. E te succedio appusti, doncasa del becchi ad agatta Augustus Sacchittus e t'ha fatto. Cada tirau parte di queste reliquias urini ossos humanos, sono state esposte in un prezioso reliquiario. Ancora esisti di questo reliquiario? Il Viergallo lo potremmo morire tra pau, e sul resto delle reliquie sono state storrause su zillu nuovo suo del Monsignor del Becchi a intro de ustas urnas. Ma i reliquias però punti stati asportate in processioni, mi pare di me ricordai. Le reliquie dopo sono state esposte sul reliquiario, sono state battiate in maniera solenne in processione da Ustalese de Santo Pedro, mentre la Sallesia campestre de Sant'Anania de Sant'Uzilio. Sagresia de campagna de Santo Anania e Egidio ancora esiste e su luogo a un di punti stetti asagattata questa reliquia su 1632. Ancora esiste? Esiste, è da ristrutturare, cui sono state attate appunto su 1132 reliquias e va a tumba de Ustor Martires. Potevo andare ad abire a pari? Certo, andiamo a fare. Palmar de eterna victoria de duros turmentos tantos, disos mártires santos, obtenid nosa gloria. Disos mártires santos, obtenid nosa gloria. Accompagnados illustre contanania, o esperta compagnia su conte con su prelado, su prasaru gan giurado, chi der morre con vittoria. Tanta affliggido a Deus vos ad unido in su che lui in sa terra
a pustir de tanta guerra in sa vida transitoria. Dios mártires santos, obtenid en nosa gloria. Dios mártires santos, obtenid en nosa gloria. Torrao, gracias a su tenore murales de Orgosolo e saludo a Maurizio Bassu de Munarendi, Bassu, che de gusto tenore sta contra. Si vuole presentare scompangios cosa tua? Certamente, Franco Corria e Savò è solista, Antoni Musina su basso, Salvatore Musina a me su boe. De cantesti chi cantais in Paris? Siamo antande dal 1993 Paris. E 30 anni il suono. Insomma, l'amor del normantennere, ando de un normantennere non si aggrada da mantenere questa tradizione. 30 anni a su mancus altrus 30 anni. In vita prosta e salute. E te chi è cantau? Amos antaus orgozzoso de Santu Naniu e Santu Ziliu, veneraoso in Orgosolo. Questa tradizione amos onnuto e non si aggrada alla mantenere. E te chi si contanta questo sgoccios? Orgozzoso omente pesso pro cada visun in tutto sa vida, ammentana sa vida di questo santo, pro los onnos e pro los ammentare e pro lor venerare. E tasinara questa tradizione di questo La santo? tradizione narana i Santu Ziliu iud unu vescovo, unu preladu, e Santu Naniu essere de unu soldado, un ufficiale romano, però nas iu illo usu, sa tradizione non narra gasi. Sì. E tutti e due sono bene a evangelizzare, ad annunziare su Vanzilu a questo nostro. E noi sono stati martirizzati, si narrano addirittura i Santu Naniu e stati in una serra. E invece Sant'Egidio che mi pare che via da Nieddu, Santo Santu Ziliu, africano. Ecco, in Aravana, ora in appunto di un vescovo, vennero da Africa, Paris in Sant'Austino, in San Fulgenzio da Ruspe, nesi a Suppau e a Polizieo, e sono venuti a evangelizzare i sospuru. A metà volta sono stati a perseguitare, magari ora in esiliato e non a Poliziugasi, tante volte in Sardegna. Bene, bene. Grazie a su tenore Murales de Orgosolo. Grazie a voi, di Orgosolo, da metà anno si saluta. Alessandro, tutte queste notizie dei commenti questo santus fontistetius marturiaus, posto che non ci funti documentus scrittus, de onde in dibessinti, commente chi da scieus? Beh, noi immoso a vada usta lastra de marmaru e si sta a tai no e si scavor de su 1632 e in uve podimmoso viere non solo podimmo leggere iscrizione ma podimmo viere vintrasa diversos zinzales is isculpioso in saperda. Per esempio, la serra ale si sta serrao Sant'Unaniu e Sargru ese de Santu Ziliu. E poi potremmo vedere una leppa, strumento usupuro del suo martirio. Tocca da noi una cosa de metamportu. Questa è una dei spagos iscriziones dei Santus Sardus gattadas in isiscavos de su 600 che siano arribadas vinzas a noso. Poita sabrus parti dei iscriziones e funti a 100 agattadas in su 600 funti sparessias a gusta. Manna fortuna è sta arrivata vinzas annoso e da poteso proprio studiare. Non pari di un'iscrizione de sedati romana, gusta, pari di una cosa o dos mesuevo come in ara calincuno o in direttura una cosa torrata a fare in su 600. Certo. C'è sti calincuno studio moderno che è stato fatto a pizzo di queste iscrizioni? No, attualmente non vado a studio per uno, però potremmo ipotizzare appunto un'intrasa, una riproduzione medievale o comunque dei suoi 600. E questa ventana che vi è uso in mezzo a saltare i testi? Questa è una tradizione, è la tumba del Santos Zilio Naniu, una tumba a inumazione posta in una preesistente tumba a incinerazione de sale non allegata su canonico archeologo Giovannespano in su 1870 imbe. Dunque ci viene una necropoli romana del suo primo secolo anante Gesù Cristo che ha seguito in uso fino ai primi secoli del suo cristianesimo. Cristianesimo, ia.
A postis in su Mesuevo è fabbricata a Gresia Ghibieuso. Certo. Probabilmente appunto quest'esia, mentre la vediamo oggi, naturalmente è una orma settecentesca, di Susetti Entoso, e possiamo vedere appunto non solo queste orme appunto della Cresia, ma mentre questo pintoso è usato dalla bottega degli Are, probabilmente, a metà del Susetti Entoso. Ma in questo unico manno itaci viada? No, aveva su colosso di Sant'Unaniu e a Morvidu. E potrebbe essere appunto un esempio di arte da mannu, paris in altre due statue e morbi di Santo Pedro. In Santo Pedro. Quindi le statue che ho visto in Santo Pedro fianta in noi. Anticamente in noi. E funti statuas dell'inna pintata e in dorata del 600. In sto fatto d'oro. E sa statua di Sant'Unaniu, San Manna, onde esti? Samanna o mostri l'esia nuova del Santissimo Salvatore, in attesa appunto di monnare le setande e torna a Domosua, questa esia, e deve essere restaurata a tempo, speriamo, i coite omo e paris in senso fresco, vada appunto due finanziamento sia di Stato sia di Sacei. In Sagresia no, de Santos Rabatori, c'è pure in moi sadumba de sa beata Antonia Mesina. E via da casi uno destino che questa terra avessi d'inciusta de sanguni de martirisi, poi ta imparia e gusto dei Santos Egidio e Anania, e sta arribao pure ad Anciundi su sangune de Antonia Mesina. In noi adesso 1 chilometro in sa regioni o Vadufai, noi ci apparennesci mai donai beni, onde proprio è sta contessio su martirio de Gusta Viciocchet da Orgulesa in sanno 1935. E in moi andauso in bidda a un di esti sa primo dumba cosa sua. Seuso in su composanto de Orgosolo e custa è sa dumba de Antonia Mesina. Sa primo dumba cosa sua, che ad arricciu su corpus marturiau de Gusta Picciocca su 19 de maio de su 1935. Issa su 17 de maio de su 1935 fia Bessia in campagna vogica e linna poi Suvani impari a un'amica cosa sua e in su luogo chisinarada ovo du thai adi incontravo mala sorti cosa sua uno picciocco che da bolia violentai. Issa po difendi sa puresa cosa sua si è fatta marturiai de gusto picciocco che da scutta prude 75 bortasa con una pedra e a Savini da disciundau su cranio e distrutto savacci con una perda a manna. Antonia Mesina subito si commenti via da una picciocca impegnata con s'azione cattolica e stette applicata in carico dessa presidente dell'azione cattolica isinarata Armida Barelli e stette beatificata poco tempo fai che immediatamente Anna Augusta e stette marturiata e esti un'altra Maria Goretti. Esti iniziò su processo de beatificazioni. In su 1978 Papa Luciani in cui Pagos disi che ha fatto de Papa ananti desi morri da proclamata serva de Deus. Ma sa beatificazioni e l'ompia su 4 de su mesi della Dammini de su 1987 in sa Basilica de Santo Pedro in Roma fatta de su Papa de bona memoria o i Santo Giovanni Paolo II. Questa tumba, Eubiu, tenedi una longa iscrizione che ricorda da tutto i svirtudisi de Gusta Picciocca e cosa de Brusi in portu si va a bere una fotografia cosa sua. Questa fotografia de Antonia Mesina tenenti una storia meda interessanti.
In su mesi de viaggio de su 1935 via d'arribau in Orgosolo Ugo Pellis, che via da un famoso linguista impegnato a fare proprio una ricerca a pizzo dessa lingua sarda, po' questa grandi pubblicazioni che de piadessi s'Atlanti linguistico italiano. Arribau in domo de Antonia ha domandau a suo babbo e a sua mamma de vai bistiri a sa vicciocca con su costume sardo de Orgosolo, questa meraviglia che tutto conosceuso, po' da po' di fotografai. Issa ha fatto un vago di resistenza, ma po' fortuna si è fatta fotografare e noso de neuso gustas 5 o 6 fotografie de Antonia con is dus costumus po' is femminas che si imperanta in noi in Orgosolo. E grazie a queste fotografie podeu nascias po' casualidadi, grazie a Ugo Pellis, noso eu tentu sa possibilità di ammirare tutta sa spantosa bellezza de gustu vrori dessa gioventù di sarda. Torrende all'iscrizione funeraria de Antonia, che è stata dettata proprio di Armida Barelli, esti denai gustu, potidessi puru, che s'iscrizioni dei martiris Anania e Egidio sia da una falsificazione, e doncasa che gustus santus non siano mai esistius, poi tagalincuno nara da icci, ma una cosa è sicura, questa iscrizione de gusta martiri è sicura a su 100%. Zeus galauso in sa cripta de sa gresia de su Santissimus Rabadori de Orgosolo, che è stata fabbricata in anni 70 proprio in su coro del su centro storico de sa Bidda. Zeus in una cripta che è stata acciunta po' di venerai il reliquias de sa beata Antonia Mesina, proclamata in anno 1987. Da bieoso in noi, in questo sarcofago de bronzo e de cristalloso, in questa statua a un di issa è bestia con su proprio costume tradizionale des femminas orgolesas che è famoso in tutto il mondo e che issa vottata in queste fotografie che è un nau in suo camposanto. A pizzo des altari de neuso s'arrichigliare antico in forma de campanili o gli adessi mellus annai de obelisco, de su 600 fatto de pratta, con i reliquias dei santus Anania ed Egidio che vunti proprio scompatronos de gusta bidda. Doncasa, in questo vago dretto, noso de neuso sul riassunto de tutta sa storia sacra de gusta bidda. Saprotto evangelizzazioni con i santus Anania e Egidio e su frutto de queste evangelizzazioni, scritta sempre con su sangue de su martirio, che stettia proprio s'eroica vita e s'eroica vini de Antonia Mesina. A proposito de queste arricchigliari, de peusnai una cosa. In su 1632, quando funti stettias agattadas, non funti tottas a questa schi funti stettias inserradas in isurnas de petra,
tanti in su santuario desta cattedrale de Casteddu e tanti in sagresia de Santu Verdulu in noi in Orgosolo. Calincuna esteti allassada vorasa, duas vuntiviniasa in custa Richigliaris, atras vuntiviniasa tanti bonai in Nuoro, a un disagatta da proprio unu graniu dei gustus santus, e sprazzinata a vago in tutto iscresias dessa Sardegna, ma in maniera particolare s'agattant a meda a reliquias dei santus Anania e Egidio in su santuario de sa Madonna deis Martiris de Vonni, a undi vuntistetti asportadas in su 700 de su vara pacifico Guisu Pirella. Su santuario de Vonni e su santuario proprio dessa antica evangelizzazione de sa Barbagia, e in sa cripta de questo santuario c'è proprio una cappiglia dedicata esplicitamente ai santus Anania e Egidio. E noi andavo subito a biri come è fatta. Seuso in su santuario sotterraneo de sa basilica de Nostra Signora de Sol Martires de Vonni. E seuso proprio in sa parte de su santuario vi è dedicata con due altarisi, uno in noi a spalas cosa mia e uno a fronte de mei, ai santus Anania e Egidio is Martiris de Orgosolo. Commenti poteu liggi in questa iscrizione dedicata a Deo Trino Optimo Massimo, quindi a Deo Trinitadi Optimo Massimo, nera das iscrizioni ic sacre reliquie iacent reposita Egidi beatissimi invicti et preclari presulis galtellinensis. In noi vunti postasa unas reliquias de Santu Egidio beatissimo e invictum martiri e obispo de Galtelli, chi e mottum pagis a di noi de su mesi de triulas de s'anno 300 tenendissu 50 annus. Ispramas e sugoro signali de su martirio, gustu altari de stuccu, estetiu vatu de gustus maistus milanesus, potaus in noi de su vara pacifico Guisu Pirella su fondatori, Ghisinaranta Corbellino e Muttoni. E in s'altri puro c'è proprio sa proprio cosa. Si iscrizioni chi narada chi ci vunti reliquiasa, il reliquiasa vunti muradas in una scatuletta in noia intro proprio in sugoro de saltari e is figuras dei santus. In saltari de Sant'Anania beu puro vintau in sabovida su martirio terribili chi gusto santo a padessio gli estettiu serrau proprio con una serra serrau e segau a pimpirinus. Invece si su martirio in gruci de Santu Egidio po mala fortuna e de dottus paressio po s'umidità di manna chi c'esti in custu logu. Sempre in sabopita un'altra cosa de considerai è proprio quest'altra pintura che s'ammusta da savagi e s'imprassu che antifatto su capo de is bravaginus ospitoni con su duca deis Bizantinus Zabarda, a sa presenza deis missionarius Felici e Ciriaco, mandaus a evangelizzare sa parte interna de sa Sardegna de Santu Gregori su Manno, su Grandu Papa, benemerito des evangelizzazioni de sa Sardegna.
E con questo si salutauso e si donauso appuntamento a sa prossima puntata de Sardigna Sagrada. Questa vaina è stata fatta con s'aggiudo de sa Regione Sarda, imprentas 2023-2024, lei regionali 22-2018, articolo 22.